Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, siamo a Sepang, Malese, 16° posto in griglia. Tempo nuvoloso, non è prevista pioggia. Piove questa difficoltà è veramente tosto, da fare un miracolo per recuperare. Però vabbè, preferisco così che vincere con la Renocchi, sinceramente. Una volta ci sta, 2-3 o comunque più pole position, no. Andiamo ragazzi, Gran Premio, Sepang. Concentration, please. Go! Andiamo, partenza, non lo so. Vai. Devo stare attorno al 10° posto dopo questa curva. Siamo invece... Bene. L'obiettivo c'è. Guarda come ti tamponano ste merde. Ottavi, molto bene. Sfruttiamola. Un po' lungo, ma va bene. Ricordo sempre che siamo a difficoltà Legend. 4° posto, c'è andata molto di culo, sono sincero. Buono. Skoda, oh madonna. L'ho persa invece no. Qua ho fatto It's Miracle. Bravo Kume, l'ho salvata veramente per miracolo. Mamma mia, ancora problemi però ragazzi. Ma che cazzo? Il primo errore ti superano ragazzi, leggenda, è così. Ma infatti comincia il trenino contro il Kume. Ma io me ne sbatto, nel senso, se voglio mi superano in pista. Io devo cercare di sbagliare il meno possibile, fiori. Bravo Kume, sono un nuovo rivale, comunque Daniel Ricciardo o Ricciardo, avevo la scelta, come preferita, io preferisco Ricciardo. Molto nuvoloso, ma ripeto, non è prevista pioggia per la gara odierna. Primo giro completato del Kume, 1.47, mamma mia. Che giro di merda, becca. Metterei la ferma per finire quarto, difficoltà leggenda, però la vedo molto dura. Io ci provo però ragazzi. Diciamo che non è Singapore, che Singapore sinceramente è veramente dura. Ho notato che le gare cittadine sono un po' problematiche. Monte Carlo, Baku e Singapore sono 3 gare toste. Che non sto perdendo troppo. Ho frenato forse un po' troppo sul gioco di parole. Però non sto perdendo ancora troppo dei primi, per fortuna. Questo mi rassicura un po'. Quando ci sarà una macchina più competitiva la difficoltà leggenda sarà perfetta secondo me. Ci divertiremo veramente a cannone. Ecco, queste sono le cose da non fare. Difficoltà leggenda, Dio là, madonna! Perché sto errore? Come perdere una posizione regalata a Raikkonen, Dio Cristo. Vedi, leggenda non puoi sbagliare. Dai, provaci Kume. Sicuramente il primo settore è quello preferito da veneziano qui in Malesia. Buono. Dai che ci siamo, cazzo, dai che non stiamo andando male, porca trota. Ecco, appena detto, sbaglio la curva da prendere in pieno. Curva pesantissima da sbagliare. Ma porca trota! Ah, qua ho perso veramente tanto. Ma stai zitto, coglionazzo. Ma cosa cambia? Per 2 giri, ti ricordo siamo con la... Beh, in realtà siamo già messi male. Brutto errore.
Sono un po' nervosito. Questi sono i miei grandi limiti, so che mi nervosisco presto. Poi all'esterno impossibile. Ok. Anche ci riprendiamo la posizione. Guarda che... adesso però anche loro hanno delle staccatone, ragazzi. Ancora traiettoria sbagliata. Provo un interno pesante. Molto bene, me la sono ripresa, però stiamo guidando in maniera scorbutica, come si suol dire. Miscela standard, se no rompiamo il motore. Mamma. Va bene. Dobbiamo capire quando fare la sosta. Stiamo già battagliando un attimino meglio qua, per fortuna. Guarda come spingono. Mamma mia. Io finché posso resisto e mi difendo, non me ne frega un cazzo. Purtroppo una macchina lenta rispetto a quasi tutti gli avversari davanti e dietro. Mamma mia che dura che è. E mentre loro hanno anche il DRS. Che palle. Altro giro completato. Qualcuno va ai box, qualcuno va ai box. Tanto ci supera Valtteri. Jolion ai box. Vedi, per superarlo ho fatto una traiettoria abbastanza di merda. Però mi tengo la posizione e non ci sono danni, meno male. Molto molto bene. Bisogna andare ai box. Miscela magra. Che spo. È entrata ai box da figo proprio. Ok, tutti ai box. E adesso vediamo. Voglio finire almeno a punti, cazzo. Questo è l'obiettivo, come andiamo. Dai fioi. Veloci, 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 veloci. Dai, 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 dai. Yes! Blow job, blow job. Perfetto. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. E teoricamente non è un problema. Ricciardo davanti però non va bene, che è il mio avversario. Siamo con le hard. Miscela standard per il momento. Abbiamo un po' di carburante di riserva, non vai troppo lontano con la miscela 3, ma puoi permetterti di bruciarne. Di bruciarne un po' se serve. E adesso vediamo cosa combiniamo. Ho paura di aver perso la posizione da Ricciardo, Proviamo miscela grassa e vediamo se abbiamo Gigi Hamilton. Puttana miseria, fiori. Gigione dietro, sarà durissima a tenere la difficoltà leggenda. Curva presa peggio veramente la più brutta curva del culo. Uso adesso la miscela grassa che ho le gomme comunque nuove. Adesso con gli RS sarà veramente panico, 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 paura. Ok. Importante fare qualche punticino comunque. Qua rischio di perdere un'altra posizione.
E ce la fa. E ce la fa Veneziano. Bravo Kuma. Virtual safety car. Virtual. E ormai sta arrivando regolarmente. Perfetto. Ne sono contento di questo. Virtual safety car. Se lui forse era meglio una safety, però vabbè, pazienza. Dai però. Fammi andare adesso. Questa virtual stronza car. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare, attendi la bandiera verde. Ok. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Ok, in realtà non si è ritirato nessuno. C'è stato un incidente, diciamo, non bruttissimo. Ok. Quindi la mia posizione è nono. Ricciardo non lo possiamo beccare. Però stiamo recuperando su Massa, bene. Ci stiamo guadagnando. Sarei già contento di fare qualche punticino, sarebbe perfetto, Fioi. Vuol dire quando sarà un buon posto più veloce. A leggenda ci divertiamo a cannone, Fioi. Ma veramente tanto. Il distacco dalla vettura che ti precede è 2,9 secondi. Mi fa piacere. Dai, comandino su. Niente, vedi, non c'è niente da fare. Non è che è giusto così, con la Renault, diciamo che non puoi andare a prendere una Red Bull in maniera tranquilla. Scena standard. Mamma mia, la Williams si avvicina purtroppo. Ok. Sarà un'impresa titanica mantenere la nona posizione. Perez al comando comunque. Adesso sarà lotta con Massa. Mamma mia, oh! Catroia, oh! Alcune informazioni su Raikkonen. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Bandiera gialla ancora, che succede, Fioi? Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Ok. Sorpassi, bandiere gialle. Raikkonen ha problemi. Kimi ha problemi, signori, di andare ai box sicuramente. Eccolo qua, Kimi lentissimo. E godo. Buono, buono, buono. E mi sta rallentando anche gli altri. Bella. Che emozione sarà perché ti amo. Che confusione. Che cresce piano piano. Raikkonen mi ha rallentato un po' gli altri. Benissimo. Palmer fuori dalla gara. Palmer fuori. Il piccolo Joylon si è ritirato. Seconda parte di gara scoppiettante. Buono, buono. Purtroppo era dietro di me, quindi.
Qualcuno ai box comunque. Qualcuno è ai box. Buono, dai, superiamoli, dai, superiamoli. Siamo sesti, signori. Sixth place. In inglese fantasticus. Sto gioco è pieno di colpi di scena. Finalmente la Codemaster ha fatto un gioco con i controcoglioni del Priest. No. Come stanno? Spero. Ok. Se ci sono novità ti aggiorniamo. Va bene. Mamma mia. Total rischius. Ok, Massa comunque è dietro, questo è positivo. Raikkonen presumo sia riuscito ad andare ai box. Oh, Shimano ricordo che c'era anche il 50%, oltre a partire subito a leggenda. Molto bene, Verstappen sta dominando la gara, complimenti a Max. C'è no, beh, Arianto ai box. Buono, buono, siamo quinti, mamma mia, signori. Grandissimi. E non mancano tanti giri, bisogna tenere, cazzo. Poi arrivano anche tanti bei punti per lo sviluppo col fatto che siamo a leggenda, aumenta la percentuale di bonus. Stiamo tranquilli e portiamola a casa. Punto a posto l'ho fatto tipo 4-5 volte, è stata la mia posizione quest'anno. Purtroppo Ricciardo davanti, non c'è niente da fare, i miei avversari riescono sempre a starmi davanti, purtroppo, quasi sempre. Il distacco dalla vettura davanti è 10,6 secondi. Lo so, questi purtroppo non li prendo. Kuma sta attento, ma porco. Questo è quell'errore che non devi fare, cazzo. Ti deconcentra e poi sarà dura al 50%. Ma al 50% sarà dura, cazzo. Però le gomme leggermente andate. Cioè, non tantissimo, però io sento subito la differenza. Devo stare calmo. Intranquillata devo stare. Però Massa è arrivato. Pippo è arrivato. Il distacco dalla prima posizione è 24,5 secondi. Sì, ma a noi non interessa. Piano. E Massa ci prova chiaramente. Il come si butta. Cioè, cercherò veramente di tenere la posizione in qualsiasi modo lecito. Perez supera Massa, mamma mia che lotta adesso, sarà una lotta devastante. Mamma. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Va bene, puttana. C'è tensione, beh, quella sento, la percepisco. Dai. È ormai finita, coglionazzo obeso. Mamma mia. No. Vince Verstappen, complimenti a Max.
Dai che voglio il quinto posto. Adesso devi posare il DRS, sto fio della mignotta. Calma, freddo devo stare. No! Non ci credo. Ho perso la posizione da pirla. Ma non sono stato freddo nell'ultima curva, lo sapevo che sbagliavo. Dai, sesto posto. A questa difficoltà però sono soddisfatto. Vediamo un po' il podio: Verstappen, Rosberg e Vettel. Complimenti. Vediamo la classifica. Veneziano è settimo, 128 punti. Voglio arrivare almeno quinto, però vorrei arrivare. Costruttori quinti. Sì. Bravo Perez. Buono ragazzi, sotto il comandante veneziano, anche a livello leggenda, il Cube. Cioè, ciao!